Benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri. Ad un anno dall'invasione russa in Ucraina sono state molte le iniziative organizzate nei territori della Liguria. A Chiavari la comunità ucraina si è ritrovata nella chiesa di Via Entella per un momento di preghiera e poi c'è stata la processione con le tradizionali icone che si è snodata lungo le vie del centro chiavarese fino alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Qui il vescovo di Chiavari, Gianpio De Vasini, ha accolto i rappresentanti della comunità ucraina, anche in questo caso per un momento di preghiera e di riflessione. Sono state diverse le iniziative di solidarietà anche nei confronti delle persone ucraine fuggite dalla guerra che hanno trovato accoglienza nel nostro territorio. Vediamo. La cosa più bella è che veramente ci sostiene tutto il mondo. Non si è spenta la solidarietà dei liguri dopo un anno dallo scoppio della guerra, un anno che gli ucraini definiscono di resistenza. Un affetto che si è sentito oggi a Chiavari con il pellegrinaggio della comunità dalla chiesa di Via Entella sino alla cattedrale, con le icone tradizionali strette tra le mani e una preghiera quasi sussurrata ad accompagnare il cammino. Sotto il pronao l'abbraccio tra il vescovo di Chiavari e padre Tarasenko. In un momento in cui non vediamo prospettive di pace, dice Monsignor De Vasini, possiamo praticare due strade, la preghiera e la solidarietà, che continuano ancora oggi. Tarasenko chiama il vescovo un caro padre, poi la recita tutti insieme dell'Ave Maria. Anche se si parla poco, perché a volte dicono adesso non si parla più degli ucraini, ma si fa tanto e la vicinanza c'è stata sempre e continua ad essere, e la vicinanza concreta, nei aiuti concreti, come diceva anche il nostro vescovo. È importante capire che quando abbiamo parlato all'inizio avevamo uno scopo molto preciso, di dire la verità. Ormai adesso la verità conoscono tutti, chi è aggressore e chi è aggredito. Perciò adesso dobbiamo capire come possiamo procedere per la pace, cosa possiamo fare ancora di più per la pace e soprattutto fare le cose giuste che possono veramente portare alla pace, non una guerra continua. Che situazione c'è adesso nelle persone che voi sentite in Ucraina? È sempre una situazione legata all'inverno, quindi di difficoltà, cioè come stanno vivendo? Ecco, noi sentiamo questa sofferenza, ma quello che veramente mi fa gioire anche è che le persone soffrendo hanno la fiducia che tutto finisca presto. Questo è bello, cioè non si lamentano perché manca elettricità, non si lamentano perché manca anche come riscaldare la casa, ma stanno sperando che tutto finisca presto, e questo è bello nell'ascoltare dei miei amici, delle persone che stanno lì, non si stancano di essere sofferenti, cioè questo è bello, cioè vuol dire che sanno cosa vogliono. E vogliono una cosa semplice, la pace, la libertà, il rispetto. E allora vale andare avanti e resistere. Infatti ieri abbiamo celebrato l'anno della resistenza, non anno di guerra. Siamo quelli che vogliono resistere e vogliono anche dare un bel segnale ad altri che sono stati minacciati da qualche aggressore, da qualcuno che vuole distruggere l'intero popolo. Immaginate un po', hanno voluto distruggere l'intero popolo e questo popolo non ha voluto accettare la morte così. Bisogna resistere. Per gli ucraini presenti è l'occasione per ripercorrere un anno difficile, tormentato. Sembra un anno, sembra un anniversario e si parla tanto, però non è un anno che si può festeggiare, sì? Non è l'anno della vincita, però l'anno della resistenza, è quello importante e quello ti commuove. E la possibilità di avere la preghiera qui è una cosa che tocca il cuore, perché siamo qui a mezzo italiani che ci accolgono, che ci continuano ad accogliere e ci danno la possibilità di pregare e che pregano per noi. Voi avevate fiducia fin dall'inizio che ci sarebbe stato questo movimento di resistenza e di forza, magari noi forse l'avremmo creduto un po' meno, visto insomma, la potenza dell'aggressore. Invece questo non è mai venuto meno da parte vostra, come mai? Ma
Secondo me il popolo ucraino è sempre quello che si unisce quando c'è il problema, quando c'è tipo le guerre che ci sono sempre state anche su quel territorio, è il popolo che si sempre unisce in difficoltà. Come abbiamo visto che praticamente si è unito anche qui e grazie anche con i chiavaresi, con gli italiani che ci hanno dato anche una mano. Adesso anche tutto il mondo che ci aiuta tantissimo. Il problema è che ci sono tanti che si sono abituati già a sentire la guerra e parlare di guerra da qualche parte, si sono già abituati, però la guerra non è finita, le cose continuano, a volte anche peggiore. Quindi questo è il problema ancora, che continua. Sì, volevo dire che non abbiamo mai avuto neanche nessun dubbio che potremmo vincere, non ascoltavamo, non solo per non ascoltare che dice ma in 3 giorni, in 4, in 10 giorni, però è la cosa, cioè lo stato dell'anima di ogni ucraino, perché e non possiamo in un altro modo, come dicono le ragazze che vanno lì al fronte, alla prima linea. Ma chi se non noi? Allora chi può fare? E praticamente si fa questa domanda ogni persona. Ecco, i primi bombardamenti del 24 febbraio dell'anno scorso hanno sconvolto tutti. Vi posso chiedere qual è il ricordo più brutto di quella sera, di quel giorno, e quello invece più bello, speranzoso di quest'anno? Ma io mi ricordo dell'anno scorso stavo leggendo il libro, quando ho iniziato a sentire queste notizie è diventata una cosa tremenda, perché la gente ha iniziato a scappare dalle città, che sono finito tutto, diciamo, la benzina in in tutta la città, non trovavi più niente, perché la gente è iniziata a partire e non si capiva più niente. Quest'anno la cosa più bella è che veramente ci sostiene tutto il mondo. Questa è la cosa più. Se prima non si sapeva cos'è l'Ucraina, dov'è, magari qualcuno l'ha sentito parlare da qualche parte all'Ucraina, ma adesso conosce tutto il mondo dopo questa guerra. E grazie al Signore, grazie anche al Papa che ci sostengono tanti. Io invece la mattina mi sono svegliata e il primo messaggio che ho visto dai miei familiari dall'Ucraina è iniziata la guerra. E questa frase veramente che ti ha fermato il sangue, perché come guerra, come mai? E qui veramente, se in Ucraina magari si parlava già ci sarà, non ci sarà, qui noi sapevamo poco perché facevamo la nostra vita quotidiana subito dopo la domanda, proprio prima domanda che mi è venuta, cosa posso fare io qui? E sì, il Signore mi ha dato un pensiero che possiamo unire le madri, perché ho pensato subito delle mamme che sono qui per lavoro, per vari motivi, e i loro figli sono lì. E praticamente per la benedizione di Padre Vitali, che l'ho chiesto subito se possono le mamme unirsi nella preghiera, e quella preghiera dura ogni giorno, durante un anno, sempre esiste la preghiera dei madri. Cioè, si univano le madri giovani, le mamme quelle che hanno dei bambini lì, era praticamente primo soccorso per le mamme che sono state qui, perché quelli poverini non possono neanche immaginare cosa pensavano loro e sentivano loro in questo momento. E veramente quella cosa che ci tiene, la preghiera materna, che è veramente una forza enorme, e poi pian piano, passo dopo passo, ognuno di noi facendosi la domanda cosa posso fare io, ci sono organizzati i volontari e abbiamo incontrato tante persone, veramente tante persone che ci hanno sostenuto e che fanno fino adesso. Ora andiamo a Savona, dove prosegue il percorso di formazione di pastorale sociale e del lavoro sui temi della Laudato Si'. In particolare venerdì 10 marzo alle 21 interverrà il presidente di Banca Etica Ugo Biggeri, che affronterà il tema Nuovi stili di vita, una necessaria scelta personale. Nei giorni scorsi c'è stato l'incontro con Tarcisio Mazzeo, che ha affrontato il tema per un'ecologia dell'informazione. Vediamo.
La realtà vince, è un ottimo antidoto all'egocentrismo che maschera le cose e l'informazione corretta, offerta con onestà e responsabilità, è l'unica informazione generativa possibile. Tarcisio Mazzeo, 65 anni, 32 in Rai, 22 paesi visitati per reportage. Nel secondo incontro di formazione organizzato dall'Ufficio di Pastorale Sociale della Diocesi di Savona-Noli ha proposto prima una riflessione sul significato di parole e comunicazione, poi una carrellata di suggerimenti per una informazione che diventi patrimonio collettivo, strumento di conoscenza e di costruzione dello spirito critico, orizzonte di speranza. L'ecologia dell'informazione, l'ecologia delle parole è il rispetto della realtà che si racconta. Questo è il modo più ecologico di tutti di fare il mestiere di giornalista. È impegnativo però molto spesso si può fare più spesso di quanto non si pensi. C'è tanta passione, c'è tanto desiderio di raccontare la vita, di raccontare la realtà, di fornire alle persone gli strumenti affinché le persone si facciano la loro idea della vita e della realtà. C'è un lavoro che viene fatto e che verrà fatto ancora. Quali sono i limiti dell'informazione? I limiti dell'informazione sono sicuramente quelli del rispetto la cronaca si ferma davanti alla dignità della persona. Questo è un limite sostanziale, è un limite che è doveroso e giusto e anche bello rispettare perché ti fa sentire in pace con te stesso. Poi ci sono i limiti strutturali, i limiti dati dal tempo, dalla difficoltà a volte di accedere alle fonti nel tempo che la notizia, che la messa in onda di un telegiornale, che l'uscita del giornale, che anche la messa in rete di una informazione online. Ecco, il tempo che si ha a disposizione per fare queste cose a volte è poco e questo è certamente un limite, però il giornalista serio, concentrato sul suo lavoro, presente e capace, quello che non può fare in questo momento lo potrà fare nel momento successivo, per cui nell'arco della giornata quello che non si è potuto fare subito magari lo si può recuperare dopo, l'importante è volerlo recuperare. Oggi i confini dell'informazione sono un po' sbiaditi perché è un po' tutto informazione quello che ci arriva e soprattutto è difficile formarsi uno spirito critico. Qual è la speranza per questo mestiere? Ma questo mestiere ha una speranza per il fatto, proprio per la sua natura, ce l'ha nel DNA la speranza, perché il giornalismo è fatto per le persone, da persone e per le persone e noi giornalisti siamo utenti del lavoro che noi stesso facciamo e questa è una buona ragione per farlo bene, per farlo al meglio e per avere la fiducia seria, concreta e fondata che tutto non finisce con me, che c'è qualcuno che viene dopo di me e c'è qualcuno che arriverà dopo ancora, animato dagli stessi principi di onestà, di correttezza, di competenza. È stato sempre così e sempre così sarà, con le difficoltà del tempo naturalmente, degli strumenti a disposizione, anche del denaro a disposizione, però il giornalista sa adattarsi alle circostanze. Certo, sarà importante per esempio pensare, avere la speranza di un giornalismo giustamente retribuito il giusto, le persone devono essere pagate per il lavoro che fanno e qua entriamo già in un campo un po' più difficile e scivoloso. Anche rispetto a questo la speranza è che la giustizia possa trovare il suo posto, la sua collocazione, la sua dinamica, la sua grammatica. C'è un altro percorso di formazione che sta proseguendo, andiamo in questo caso alla Spezia. Nell'ambito del percorso destinato agli insegnanti di religione è intervenuto Don Alberto Gastaldi, responsabile della pastorale scolastica per la diocesi di Chiavari. Vediamo il servizio di Tele Liguria Sud. Per l'incontro di formazione permanente degli insegnanti di religione, in questo incontro abbiamo avuto Don Alberto Gastaldi, direttore dell'ufficio scuola di Chiavari, e a lui abbiamo chiesto di parlarci della pastorale scolastica in particolare. Cosa significa pastorale scolastica? Come si può fare pastorale scolastica? Si può fare pastorale scolastica essendo testimoni della nostra esperienza cristiana lì nella scuola, quindi tutti i giorni entrando in classe, incontrando gli studenti, ma anche i nostri colleghi, i dirigenti, i genitori, portare quell'annuncio di speranza che porta il cristianesimo, per cui essere costruttore di ponti. Dicevo, l'insegnante è un po' come pontefice, no? Può costruire
dei ponti di pace, di dialogo, di confronto all'interno della scuola. E questo penso che è proprio oggi molto importante. Come diceva San Francesco, un po' fa che io la porti la pace dove c'è magari discordia e odio. Sì, uno sguardo diverso, soprattutto che porta ogni cristiano, quindi non solo l'insegnante di religione. No, pastorale scolastica significa poter portare questa parola significativa da parte di tutti gli insegnanti, per cui anche all'interno delle nostre comunità parrocchiali, associazioni, movimenti, ritrovarci tra tutti i docenti che seguono un percorso cristiano e poter insieme accompagnare gli studenti. Le comunità cristiane esprimono in qualche modo l'insegnante di religione, anche se talvolta fatica. Cosa si può dire? Sarebbe bello che all'interno appunto delle nostre realtà vedessimo quali sono i giovani che possono dedicarsi a studiare teologia, li indicassimo anche agli uffici scuola e insegnamento della religione della nostra diocesi, perché veramente c'è bisogno di giovani appassionati che insegnino religione e farebbero un gran bel servizio alla Chiesa e alla società. Ora vi raccontiamo l'esperienza dell'Équipe Notre Dame, un movimento di spiritualità coniugale che è diffuso in tutto il mondo e che anche in Italia conta diverse centinaia di aderenti. Lo scorso 18 e 19 febbraio c'è stato un momento di incontro interregionale a cui hanno partecipato anche le comunità della diocesi di Tortona. Vediamo. Le Équipe Notre Dame sono un movimento laicale di spiritualità coniugale nato per rispondere all'esigenza delle coppie di sposi di vivere in pienezza il proprio sacramento, sorretto da una propria metodologia, aperto ad interrogarsi sulla complessa realtà della coppia di oggi. Nato in Francia negli anni 30 del Novecento, il movimento oggi è costituito da oltre 9.500 gruppi di coppie in tutto il mondo. Ciascun gruppo è composto da un numero variabile di coppie, generalmente da 5 a 7, ed è accompagnato da un consigliere spirituale. In Italia le Équipe Notre Dame sono presenti dal 1959. Oggi sono 690 gruppi presenti in quasi tutte le regioni. A Vicoforte, in provincia di Cuneo, si è tenuta la riunione dell'Équipe Nord-Ovest B sul tema Eccomi la gioia del sì, 2 giorni di preghiera e formazione. Cosa avete trattato in questi giorni? Questa sessione si è fatta attendere ben 4 anni, quindi abbiamo avuto proprio il tempo per organizzarla e focalizzare proprio il centro del nostro stare insieme. Eccomi la gioia del sì. L'Équipe Notre Dame è è un movimento di spiritualità coniugale e ha al centro sicuramente Maria, ma anche quello che significa mettersi al servizio all'interno del movimento, ma anche all'interno della Chiesa. Ci siamo lasciati guidare dal brano di Matteo: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va pieno di gioia. E tutte le nostre coppie, una volta trovato il proprio tesoro, abbiamo lasciato come segno della sessione la chiave per aprire questo grande scrigno. E questa mattina avete avuto la visita del vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini. Sì, Sua Eccellenza ci ha aiutato a riflettere sul sì che ogni coppia dice, che ogni sacerdote dice, a cominciare dal sì del battesimo, per proseguire al sì come vocazione matrimoniale o sacerdotale e al sì al servizio, perché poi comunque l'impegno della coppia deve essere anche evidente nella nostra Chiesa, con un sì al servizio, la disponibilità a mettersi al servizio degli altri. A Genova l'associazione Cineguida sta portando avanti un percorso formativo ed educativo rivolto in particolare alle ragazze e ai ragazzi per invogliarli a prendere confidenza con il linguaggio cinematografico. In particolare ha donato l'associazione un kit, una serie di strumentazioni all'oratorio Centro Storico Ragazzi per invogliare i giovani ad accostarsi al linguaggio del cinema, ma anche per invogliarli, perché no, a produrre loro stessi dei brevi video. Vediamo.
L'associazione Cineguida ha regalato una Smart TV e i supporti necessari all'oratorio Centro Storico Ragazzi nel cuore di Genova, una iniziativa non isolata che fa parte di un progetto più ampio maturato sulle conseguenze della pandemia. Sempre meno persone vanno al cinema. Noi abbiamo il nostro cinema parrocchiale, appunto, Cineclub Nickelodeon, ma anche come responsabile del direttivo, vicepresidente del direttivo regionale dell'ACEC, appunto molti altri cinema che hanno tutti risentito di questo. E questo, come si sa, ti porta a fare delle riflessioni, soprattutto per delle realtà non propriamente imprenditoriali, ma sociali come noi. C'è un problema di educazione, un problema di cultura, di approccio alla cultura che deve differenziarsi perché il mondo è cambiato. Sicuramente rassegne tematiche, innovazione nel nostro cinema, ma soprattutto andare in mezzo alla gente. Vuol dire appunto aprire appunto dare queste possibilità culturali anche con mezzi multimediali a realtà come il Centro Storico Ragazzi oppure nelle palestre. Ne abbiamo una ad esempio presso il CUS Genova, un'altra realtà presso il Palagym di Assarotti, una presso un teatro ad Arenzano, Sipario Strappato. Inizieremo questo lavoro appunto a San Siro di Struppa presso i locali dell'oratorio parrocchiale. Insomma, abbiamo intenzione di arrivare ad averne da qui al 24 una ventina di queste realtà. Molto importante è quella dei padri presso la Chiesa della Consolazione, che ospita anche la scuola di italiano per immigrati, profughi ucraini e così via. E poi quella più vecchia, tra virgolette, la prima con cui abbiamo iniziato, è il laboratorio presso il carcere di Marassi. All'oratorio sono state donate attrezzature semplici da usare perché oltre a vedere i film i ragazzi e le ragazze possano partecipare a laboratori per realizzare video, smart TV, PC, DVD e Blu-ray. Posso riscontrare un grande successo dei laboratori, ad esempio che l'associazione Zuccherarte ha organizzato negli ultimi 3 anni nelle sedi di Via della nostra sede di Via della Consolazione. Tutti dicono che i giovani non vengono più al cinema, che se si ferma il bordello degli incassi, è vero. Lì a questi corsi a cui partecipano in varie fasce d'età, dalla primaria fino all'università, una marea di giovani sono venuti, perché era l'approccio corretto. Se tu dici organizzo un corso di lettura del cinema o ti insegno a usare una telecamera, ti insegno a usare il telefonino in una maniera differente, a fare un corto e così via, la gente viene. E le persone vengono perché tu usi i loro strumenti abituali e gli dimostri che non puoi essere anche non semplicemente uno spettatore passivo, ma avere un ruolo attivo. Poi dopo possono fare il cosiddetto upgrade ed aprirsi e interessarsi e così via. Sul fronte delle proiezioni devo dire questo, che è cambiato il sistema, soprattutto per i giovani, contiamo caso età universitaria, liceali, universitari. Vogliono vedere film in lingua originale, per dire, ma riscoprire classici del passato. Quindi, per assurdo, bisogna un pochettino andare contro il sentito dire o quello che noi pensiamo che loro pensino. Ecco, bisogna calarsi un po' in mezzo ai giovani delle varie fasce d'età e costruire insieme a loro, soprattutto rendendoli attivi e non dicendo che il mondo che loro vivono è sbagliato. Il mondo che loro vivono con tutti i loro strumenti, la loro capacità di sintesi, deve essere appunto un alleato. Si parte da lì, poi dopo si vedrà cosa è meglio, cosa non è meglio, ma intanto lì si dà un'opportunità di crescita culturale. Di qui il binomio anche con l'attività sportiva. Il tasso di sportività della popolazione è molto basso. Qui noi abbiamo un progetto importantissimo con ACES Cinema, che è quello della Capitale Europea dello Sport e il Movimento Sportivo Popolare, ed è per quello che andiamo nelle palestre, per fare una contaminazione fra sport e cultura. Ossia, se noi facciamo un'attività culturale in mezzo a dei campi da tennis, chi fa l'attività culturale vede l'attività sportiva e chi fa l'attività sportiva vede l'attività culturale. Terminiamo così il nostro appuntamento con Noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.